Il nostro territorio fin dall'antichità si è sempre prestato all'allevamento e alla produzione casearia. Pensiamo che negli anni '80 Mogliano Veneto è stato uno dei territori fondamentali per il bacino di sussistenza dei prodotti caseari e del latte per tutta anche la città di Venezia. Tra i prodotti tipici possiamo annoverare per esempio la formaggella trevigiana, una sorta di formaggio fresco che va consumato fresco e che anticamente veniva prodotta all'interno delle case di contadini, soprattutto dalle donne. Tra questi anche il formaggio stagionato, o detto anche mezzano, che è sempre una produzione casearia con però dei tempi più lunghi di stagionatura. Oltre a questo possiamo citare anche il latteria, che è un formaggio invece più fresco, consumato abitualmente in tutte le cucine, in tutte le tavole dei nostri territori e che sottolinea quella che è un'eccellenza territoriale. Tra i prodotti caseari di eccellenza annoveriamo anche quelli prodotti proprio con il latte nobile. Il latte nobile è un latte che deriva dalla mungitura della mucca, che però è sottoposta ad un disciplinare stringente, ovvero questa mucca deve mangiare almeno il 70% di erba e fieno senza che nel loro cibo siano presenti insilati o OGM. Il latte nobile, oltre a poter essere consumato così com'è crudo o in bottiglia, va anche nella produzione casearia. E la cosa curiosa è che ogni azienda produce anche il latto innesto direttamente dal latte nobile. Il latto innesto è un fermento lattico che aiuta sostanzialmente la coagulazione del latte per produrre poi un formaggio. Possiamo paragonarlo a quello che è il lievito madre per le fasi di lievitazione. Dal latte nobile si producono tantissimi prodotti, lo yogurt, il gelato, panna cotta o anche i formaggi. E tra i formaggi appunto annoveriamo la calliera. La calliera ha un procedimento particolare. Il latte nobile viene riscaldato a 35 gradi. Una volta riscaldato viene aggiunto latte innesto e caglio. Una volta fatto questo procedimento si attende circa 25-30 minuti perché cominci a coagularsi il prodotto. Una volta coagulato viene tagliato direttamente a mano e ricotto fino a 45 gradi per altri 20 minuti. Una volta fatto questo procedimento, la cagliata viene messa sui tavoloni e dentro alle forme, per poi passare in salamoia e quindi in salatura e in camera di stagionatura. Il prodotto poi è pronto per consumarsi entro i 6 mesi.